Buonasera signori, buonasera. Siccome non sono ancora partecipato a una trasmissione televisione, lo so, televisiva, e sono anche un poeta dilettantistico, e posso partecipare. Ho partecipato anche alla trasmissione di Costanzo Show, Prova 2, poi ho fatto dei programmi pure come anche attore. Diciamo bazzarettista, so parlare bene anche il catanese. Senta, bella, che fai piano? E come quanto comando? Se potremmo spacchiare un poco, perché o Palermo va in tempo secco, o Catania si sa voi perché fece l'amicizia con Palermo. Senti, tenete freddo stallievo, che io ti parlo assai piano piano catanese. Scusate, adesso posso intervenire dallo stadio di San Siro, che c'è la partita internazionale Inter Real Madrid, scusaciotti da San Siro, scusami, da Bologna, dall'Aro di Bologna, ahimè, il Pedrosino da Marsala è passato in vantaggio, Pedrosino 2, Bologna 1, e siamo alla semifinale di Coppa Italia dilettantistica. Scusa, ha raddoppiato ancora il Real Madrid 2, Inter 1. Scusami, Antonino Scannate, che vi parlo ancora dallo stadio di San Paolo, dove il Pedrosino ha ridotto le distanze. Pedrosino 3, Napoli 2. Scusa, dovevo dire che il Pedrosino è passato ancora in vantaggio. Buonasera, adesso una poesia basa sul vino. Senti, lo sapete che il vino si può fare anche con l'uva? Perché il tè come l'hai fatto? O perché da me non qua in Reggio Emilia lo facciamo con le mele, e in Sicilia lo fanno con le poma. Però scusate, vedi che con la racina si può fare pure lo vino. Signore e signori, scusate se vi è piaciuta questa mia intrepidazione sul canale, come sempre, sì, regia alla camera dove vado, ebbene da questa parte, va bene, siccome è una trasmissione che la stiamo facendo prova e provino e stiamo partecipando a Siciliano Strano Amore, perché non che per cercare, diciamo, una compagnia, no, perché già la moglie ce l'ho, ma siamo poveri entrambi. Se ne troveresti una con i soldi la lascia, non c'è mica problemi. Sì, la posso anche lasciare, ma ce ne vuole una con i soldi, anche quelle piccole lo stesso. E ringraziando la trasmissione di Strano Amore siciliano dalla Marsala con contratti strassanti e tutta l'equipe, la regia, Telecarmen, Giovanni, Michele, Matteo, ringraziando tutta la staff della Tele 2 strassanti, ringraziamo chiudendo questa mia concentrazione, diciamo, teatrale, che fra poco dovrebbe andare anche in onda un programma come, diciamo, La Corrida, anche da noi qui a Strano Amore Siciliano, per partecipare a bazzarettisti dilettanti. Ok, vi posso dire ancora che qualche poesia, qualche barzelletta. Volete ascoltare Gigi Sabani, che non c'è più, ma ve lo faccio ascoltare. Uè, ciao ragazzi, dove siete? Avete venuto? Buonasera, siamo qua? Sì, ci va, ok. Signore e signori, buonasera. Siamo arrivati alla chiusura, diciamo, di questo mini show di Strano Amore Siciliano, dove vi possiamo dire che è stata una bella esperienza. Alla prossima, anche tentato alla RAI. Ma la RAI, che è meglio di Strano Amore Siciliano? Signore e signori, buonasera, ringraziando ancora tutti. Vi facciamo ascoltare una bella poesia locale, Pedrosino. Pedrosino c'è chi lo conosce soltanto per fare dei pranzi, ma Pedrosino è un paese, e chi non lo sapesse è una cittadina. Oh yeah!